Basta, noi ci fermiamo. È questo il grido degli autotrasportatori che da questa mattina manifestano a Cagliari contro l'aumento dei prezzi del carburante. Decine di camionisti hanno presidiato l'ingresso del porto storico del capoluogo sardo davanti alla sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una manifestazione, così la definiscono gli autotrasportatori, senza bandiere e che continuerà ad oltranza sino a quando il prezzo dei carburanti non scenderà. In mattinata si sono tenuti presidi anche davanti allo scalo industriale di Macchiareddu e sulla strada statale 131 in direzione di San Sperate. Durante le proteste, gli assessori del lavoro Alessandra Zedda e dei trasporti Giorgio Todde, in accordo con il questore di Cagliari, hanno ricevuto una delegazione di autotrasportatori in via San Simone, nella sede dell'assessorato del lavoro. Abbiamo confermato agli autotrasportatori che saremo al loro fianco per sollecitare una risposta immediata da parte del governo, dichiarano i due esponenti della giunta Solinas. La regione è al fianco del mondo degli autotrasportatori, ma non può intervenire con strumenti propri senza che sia il governo centrale a pronunciarsi e a trovare le soluzioni più opportune.